Penultimo turno del girone di andata in eccellenza siciliana girone A e super sfida allo stadio Gurrera tra l'Unitas Sciacca e il Licata capolista. Una partita che nessuna delle due squadre vuole perdere nonostante l'Unitas Sciacca abbia la testa anche rivolta a mercoledì al ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Partinica Audace, ma parte forte proprio la squadra dei Bruccolari che ha una grande opportunità ma non riesce ad indirizzarla. Retucci poi ancora insiste, la formazione verde e nera, lanciato proprio il numero 9 in campo aperto, inizia a guardare la porta di Valenti, ma è bravissimo, pettinato con l'intervento in estirata all'ultimo secondo. Insiste ancora la squadra saccense con questo attacco di Retucci, questa volta alla distanza, non perfetto Valenti che poi riesce ad intervenire su Caternicchia, ma il numero 2 era in fuorigioco. Poi proprio Caternicchia, costretto a lasciare il campo, al suo posto entra Moser. Cambia poco nello scacchiere tattico di un'Unitas Sciacca che inizia veramente forte in questo primo tempo. Qui la sgroppata sulla sinistra, delicata, il cross, velo di Pirsi, la palla rimane lì, Retucci di testa e la palla esce veramente di pochissimo, la lascia uscire non senza patemi d'animo Valenti, poi rimessa, battuta da Beliz, pallone che rimbalza all'interno dell'area di rigore, poi c'è lo stacco aereo, cerca di arrivare e alla fine effettivamente arriva Retucci che però in fuorigioco. Il primo squillo del Licata arriva verso la fine del primo tempo con Micchi che esce dall'area, scarica sulla piana, gran botta, la lascia sfilare Elezai con molta nonchalance. Poi passiamo con le immagini al secondo tempo con l'ingresso di Mangiaracina al posto di Retucci e il numero 11 prova subito a farsi notare, conclusione però debole, centrale, bloccata da Valenti. Ben più pericoloso questo calcio di punizione sul quale si avventa con il suo sinistro Licata, la rincorsa, il tiro radente sul palo del portiere con la palla che esce fuori. Poi attenzione perché c'è questa giocata difensiva da parte di Scalia che alleggerisce Pirsi, sbaglia clamorosamente il controllo, la palla finisce ad Arario, poi Micchi alla porta spalancata ma sparacchia la palla fuori, occasionissima per il Licata e però la prima di una serie di chance per i gialloblu. Qui conclusione di Arario che arriva sulla ribattuta, rovesciata di Micchi, il volo da parte di Elezai che poi è straordinario anche sul riflesso, sul tentativo di tapin di Arario e la sveglia che serviva all'Unitas Sciacca che qui cerca di ripartire, recupera un buon pallone Mangiaracina che spara il destro ma lo spara abbondantemente fuori, poi si raffaccia in avanti dopo tutti i cambi effettuati il Licata. Uno di questo è Tommy Flores che libera il sinistro dalle parti di Tedesco che non ci pensa su due volte, ci prova dalla lunga distanza, la sfera però finisce alta sopra la traversa, ci riprova Tedesco con questo lancio in avanti per Bennici, serie di strattonate con Pirsi, l'arbitro fischia per il fallo e poi, come stiamo per vedere, fischierà 3 volte. La fine della partita è 0-0 tra Unitas Sciacca e Licata, gli applausi scroscianti da parte di entrambe le tifoserie, 0-0 bugiardo perché c'è stata tanta intensità da una parte e dall'altra. Da Sportisiri è tutto, alla prossima!